dove il legno ancora vive. A Vigonza, dove andiamo a conoscere l'azienda Bozza SRL, specializzata nella realizzazione di edifici in legno. Allora, questa azienda nasce nel 1956 da mio padre e mio zio, Giuseppe e Rino, che provenienti da un'altra azienda, sempre di famiglia, nel settore del legno, avevano fatto prima attività di segheria e sono venuti qua ad aprire un'attività di carpenteria a Vigonza praticamente, quindi dal 1956 siamo operativi in questo settore. Ci occupiamo prevalentemente della carpenteria in questa azienda di tetti, restauri, solai e quello che riguarda la carpenteria in legno. Abbiamo aperto un'altra unità locale nel 2006 a Villa Marzana, a Rovigo, dove ci occupiamo invece del settore case in legno. E questo settore come sta andando? Il settore delle case in legno in questo momento è invaso da una miriade di aziende che si definiscono costruttori di case in legno, che però non hanno nessuna capacità di produzione e si riforniscono di prodotti già semilavorati dall'Austria e dalla Germania e fanno solo attività di montaggio e di commercializzazione. Quali sono le problematiche maggiori? Proprio per questo motivo molta mancanza di professionalità, perché un'azienda che si occupa solo della parte commerciale ha come obiettivo finale solo la vendita e il guadagno, mentre un'azienda produttrice deve rimanere nel settore e deve comunque curare e implementare sicuramente anche l'aspetto di formazione e di innovazione nel settore. Qual è il futuro del settore legno? Il futuro del settore legno in generale si prospetta come un futuro roseo, perché il legno è l'unico materiale che cresce in natura e quindi si può utilizzare senza problemi e con discreta ricrescita, mentre altri materiali tipo acciaio, tipo cemento armato vengono a impoverire il nostro mondo. Il legno è in continua crescita e quindi si può sicuramente continuare a usarlo senza problemi. Parliamo del progetto Corwood. Noi all'interno del progetto Corwood abbiamo anzi tre filoni principali. Un filone riguarda un prototipo per un edificio polivalente, quindi un edificio assolutamente nuovo in Italia e vorrei dire quasi nel mondo. È un edificio che si adatta alle esigenze di chi lo abita, quindi si può espandere, si può restringere e il tutto con un elevatissimo comfort abitativo. Il secondo progetto riguarda la realizzazione di edifici anche di carattere emergenziale e comunque edifici minimi per la terza età, da dedicare a tutti i centri di ricovero per anziani che hanno bisogno di effettuare dei lavori e nel frattempo di ricollocare gli ospiti. Il terzo progetto riguarda una maggior sicurezza sismica in edifici esistenti, dove andiamo a realizzare un involucro all'interno di un edificio esistente di carattere storico senza modificare tutto l'aspetto esterno di pregio e rendendolo antisismico proprio senza modificare l'esterno. Avete anche una collaborazione con l'università? Certo, collaboriamo con l'Università di Padova, di Verona, di Venezia, con ingegneria, con fisica tecnica, con architettura e con la domotica per questi progetti.